Ed eccoci alla Buongiorno. tappa successiva. Siamo dove? Alla diga Dell'Alpe Gera. Alpe Gera. Di fronte a noi, anzi dietro di noi c'è la diga che vedete là, noi abbiamo dormito qui, ora ci giriamo. E non so se si vedrà perché c'è molta luce e infatti No, non si vede. Vabbè, Vabbè. dietro di noi c'è l'altro versante Del Monte Disgrazia. del Monte Disgrazia che Elisa si è resa conto vedendo le mappe. No, Anzi, Pickfinder. Pickfinder, bravo, esatto, Pickfinder. Va bene, ci mettiamo in moto, in perché cammino. c'è freddo. C'è freschino? Sì, stanotte abbiamo toccato 8 gradi forse, una roba del genere. L'obiettivo di oggi è il sentiero glaciologico che ci porterà sotto il ghiacciaio della Fellaria. E stiamo puntando al pranzo al rifugio Bignami, Sì, Bignami. sperando di Quindi non sperando trovare di troppa trovare, gente. sperando di trovare posto. Ora dobbiamo arrivare sopra la diga, poi da là il percorso deve essere semplice. Non so se faremo il giro del lago, Vediamo. ma lo vediamo dopo. Ed eccoci alla diga dell'Alpe Gera, dietro di noi, di lì, il ghiacciaio della Fellaria. Sì. Ci avviamo verso il sentiero, come detto, il sentiero glaciologico, che a quanto pare è quello che stanno facendo tutti quanti, quindi troveremo 1 miliardo di persone sulla nostra strada. Eccoci arrivati al rifugio Bignami. Piccola pausa e poi proseguiamo. Sì. La salita è costante, non difficilissima, ma è costante, non dà pausa, Sì, quindi perché è al sole. ed è tutto al sole, non c'è un filo d'ombra. Però non ci lamentiamo. Lasciamo il rifugio Bignami e ci dirigiamo verso il ghiacciaio della Fellaria. Elisa ha visto dentro le foto e la differenza fra adesso e una decina di anni fa già è Sì, abissale. già è diverso. In 10 anni è peggiorato tantissimo. Ed eccoci arrivati in un punto importante. Allora, per arrivare qui il percorso è tutto sommato facile, tranne un punto dove ci sono dei cordini di metallo, delle catene di metallo che servono per darsi una mano. A salire è tutto ok, a scendere vediamo c'era un po' di fango, ma magari sarà come gli altri giorni, che ci preoccupiamo mai niente di che. Invece Elisa, dici. Qua è un posto importante perché in questo punto si incontravano le due lingue di ghiacciaio. Uno ce l'abbiamo alle spalle e è sempre lo stesso ghiacciaio, ghiacciaio Fellaria, Sì. solo che e questo è l'altro pezzo
una volta erano uniti, E adesso non più. non più. Tutta questa roccia che vediamo alle nostre spalle, sia di qua che di qua, non si vedeva perché era tutto ghiacciaio. Questo sempre per chi non crede al cambiamento climatico. Questo segnale qui ci dice che nel 1947 il ghiacciaio era a 25 metri da qui. Vedete dov'è alle nostre spalle oggi? Qua. Vi rendete conto di quanto si è ritirato? Fa veramente impressione. Sì, tanta. Lasciamo questo paesaggio islandese Sì, e ritorniamo giù verso il Bignami. Stavolta ci vuole un po' di attenzione in certi punti, e quindi registreremo poco, anche perché è la stessa strada dell'andata, quindi probabilmente ci vediamo a Bignami. A dopo! Ed eccoci come promesso al rifugio vediamo. Bignami. Abbiamo ordinato 2 polente con salsicce e formaggio che ci stanno, e dopodiché faremo il giro del lago e torneremo al van. Pensavamo di sbrigarci molto prima, oggi in realtà stiamo facendo il giro lungo, ma va bene così, ci sta. Sì, anche perché aspettiamo che si liberi la strada. Esatto, perché per scendere ci divertiremo, quello sarà un altro divertimento tipico. Della Valmalenco. E vabbè. Lasciamo il rifugio, Bignami, dove abbiamo mangiato veramente bene, E ora- anche abbondantissimo tra l'altro. Infatti ora rotoliamo verso Piatti valle. abbondanti, ora rotoliamo a valle. Peccato che ci sarà una salitina, ma va bene. C'è una salitina? No, non c'è la salitina, non c'è la salitina. Siamo appena passati dall'Alpe Gembre e avete visto le capre che ci guardano da sopra il tetto. Niente, qui si produce formaggio, ma non per noi, almeno non adesso. Continuiamo a camminare.
ci vengo più con te. E siamo giunti al bivio con la Val Poschevina, dove ci siamo affacciati per tipo 30 metri, non andremo oltre. No. Dietro di noi l'Alpe Poschevina, siamo a quota 2002. Proseguendo da questa valle si arriva in Svizzera, ma noi non ci andiamo così, ci andremo con altri mezzi, si spera. Forza. Ora ritorniamo un attimo indietro e torniamo alla diga di Gera Ok. e basta. Ed eccoci arrivati al van, il giro si è concluso, sono risultati 16 km, quindi giro abbastanza interessante, no, molto bello, Sì. panoramicissimo, straconsigliatissimo, veramente bello, Sì. veramente veramente bello. Va bene, ci vediamo alla nostra prossima location, noi proviamo a scendere dalla strada che abbiamo Aiuto! fatto all'andata, Aiuto! proviamo a registrarvela. I punti salienti.